Governatore, il palazzo si apre alla cittadinanza all'insegna dell'arte. Sì, è una prima iniziativa che ci auguriamo e vogliamo riproporre durante tutto l'anno. Penso magari alla bella stagione, abbiamo una corte interna che può essere utilizzata anche come sede espositivo, ovviamente utilizzando i dovuti accorgimenti, però voglio che questo palazzo sia vissuto dai cittadini. Non deve diventare un palazzo chiuso in se stesso, ma un palazzo aperto. E le iniziative come queste penso aiutino proprio in tal senso, e poi, se permettete, sono particolarmente soddisfatto perché è stata scelta un'opera che proprio rappresenta la Natività, che rappresenta l'unione tra madre, la Madonna e il figlio Gesù Bambino, e ci riporta un pochino al necessario spirito di queste feste, che non sono soltanto i bellissimi alberi di Natale e diciamo regali che devono giustamente ricevere tutti, ma alle radici di questa festa, che sono i valori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, del nostro popolo. Assessore Gibelli, un'opera splendida di scuola leonardesca che apre quindi un'anteprima su quelle che saranno le celebrazioni per il 500° della morte di Leonardo da Vinci. Sì, è stata scelta anche con questa logica. Una volta capito che Gallerie Diocesane avevano un leonardesco di questo valore, di questa bellezza, non abbiamo avuto esitazioni.